Bentrovati nel nostro appuntamento dedicato al FAI, a Fondo per l'Ambiente Italiano, con la delegazione di Belluno, ma in questa puntata abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente invece del FAI regionale, Maria Camilla Bianchini d'Alberigo. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi tolgo una curiosità, da quanto tempo fa parte del FAI? Io sono iscritta al FAI dal 1984, però sono attiva come presidente regionale, capodelegazione FAI di Venezia dal 1999. Quindi, a dir la verità, in tutti questi anni lei ha avuto modo di comprendere effettivamente quali ricchezze la nostra regione offre al cittadino. Certamente, infatti. È una regione che, come tutti ben sappiamo e ne siamo tutti orgogliosi, è ricca di bellezze e di opere di carattere anche conosciute e semisconosciute. Infatti il nostro scopo in occasione delle giornate di primavera è proprio quello di far conoscere ai cittadini anche quella parte del patrimonio culturale della loro zona che magari è, appunto, come dicevo prima, sconosciuto o misconosciuto, spesso anche misconosciuto, devo dire. È compito anche, del FAI cercare di scoprire questi luoghi, di valorizzarli e anche, perché no, di far partire progetti per recuperarli. Infatti, se proprio a proposito di questo posso segnalare che nel Veneto abbiamo già potuto recuperare due beni, uno in provincia di Padova sui Colli Euganei, la Villa dei Vescovi, che è una villa del Cinquecento nata sul progetto del Falconetto, e il negozio Olivetti, opera di Carlo Scarpa, a Venezia in piazza San Marco. Queste sono le due acquisizioni che il FAI ha potuto fare in questi anni, acquisizioni che poi sono state da noi restaurate e adesso vengono gestite e aperte al pubblico, quindi valorizzate. In questo momento mi trovo sul sito del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, e campeggia questa bella immagine che va a promuovere le giornate FAI di primavera, che siamo alla 21esima edizione, tra l'altro. 22esima. Sì. Allora, parliamo un po' di quello che avverrà, cioè cominciamo a percepire questo profumo di primavera, quest'aria di primavera. Vengono aperti in tutto il Veneto, dalle 9 delegazioni di volontari esistenti appunto nel Veneto, vengono aperti circa 20-25 beni aperti al pubblico con visite guidate, e quindi devo anche così sottolineare la nostra felice collaborazione con le scuole secondarie, perché in molti di questi luoghi le visite saranno guidate proprio da quelli che noi chiamiamo apprendisti ciceroni, e cioè studenti di scuole secondarie che vengono preparati dai loro insegnanti di lettere o di storia dell'arte per poter poi essere in grado di guidare i visitatori lungo i vari percorsi. E quindi direi che il nostro sforzo è sempre, di cui siamo felici, cioè non lo sentiamo come un peso, ma veramente come una gioia in occasione delle giornate di primavera, di poter far godere a una gran parte dei cittadini di quelle che sono, appunto, come dicevamo prima, le bellezze del loro territorio. Se lei crede, io posso naturalmente, per quello che riguarda Belluno, ma certo che sì. Ecco, sì. Capisco che appunto l'interesse in modo speciale per le aperture che vengono fatte dalla delegazione FAI di Belluno nel territorio di Belluno. Sottolineo il fatto che in tutta Italia abbiamo il progetto è di aprire 750 beni, quindi dico in tutta Italia naturalmente, ma veniamo a Belluno.
La delegazione FAI di Belluno, guidata dall'avvocato Mazzucco, Erminio Mazzucco, con la collaborazione di tutti i delegati, aprirà al pubblico 3 beni, e questi sono uno proprio a Belluno, ed è Palazzo Fulcis, sì. Che è stato ristrutturato nella seconda metà del Settecento dai proprietari Fulcis, i lavori appunto di restauro furono affidati all'architetto Valentino Alpago Novello, e il palazzo era però naturalmente, questa è una ristrutturazione che è quello che si vede adesso appunto, era però un palazzo che risaliva al 500, anzi sembra che fossero addirittura 3 i fabbricati, che poi sono stati tutti diciamo conglobati in un unico palazzo. All'interno c'è un imponente scalone, un grandioso salone affrescato da Costantino Cedini, sono stati riqualificati tutti gli ambienti interni, che sono arricchiti da preziose finiture di tutti diciamo i tipi. Questo insieme di interventi costituisce naturalmente un unicum. Dimenticavo di dire che è ancora un cantiere, cioè un cantiere di restauro, e questa sarà appunto anche una seconda, se vogliamo, come posso dire, curiosità, e anche un'interessante tipologia di visita, perché appunto si vedrà anche un cantiere appunto che è ancora in atto. Naturalmente è perfettamente agibile, perché se no non lo avremmo aperto, ma appunto l'interesse è dovuto anche a questo aspetto, se vogliamo. Attualmente appunto, come dicevo, è in fase di restauro, ma è destinato ad ospitare il rinnovato museo della città di Belluno. Questo a Belluno città. Poi a Pieve di Cadore viene aperto al pubblico il forte di Montericco. Questo è stato costruito a partire dal 1882 e faceva parte di un importante insieme di opere di sbarramento. Per volontà dell'amministrazione comunale di Pieve di Cadore, in collaborazione con la soprintendenza, in tempi recenti la struttura è stata oggetto di un interessante progetto di conservazione e di restauro. È un complesso di opere colossali che impegnarono addirittura 40 anni di lavoro, ma che poi alla fine rimasero praticamente inutilizzate, perché questo imponente apparato difensivo si dimostrò inutile, perché non fu in grado di incidere sulle operazioni in corso poi durante anche la Grande Guerra. Tra l'altro del forte di Montericco abbiamo avuto modo di parlarne attraverso una tesi di laurea che è stata proprio presentata in questi giorni, certo, nella città di Belluno. Infatti sì, è questa bellissima iniziativa della delegazione di Belluno di presentare tesi di laurea degne naturalmente di questa attenzione, per dare così anche soddisfazione ai giovani laureati, non solo, ma anche per far conoscere alla cittadinanza come i nostri giovani siano seri, bravi e sensibili a quello che è il patrimonio culturale. La terza apertura è il restauro appunto che è stato fatto di Villa Alpago a Sossai. Questo restauro è stato realizzato dall'Ater di Belluno sotto la guida dell'architetto Rossi dell'Ater, che ha permesso appunto poi di rileggere sia le diverse fasi costruttive dell'edificio, della prima casa torre, eccetera. Nel corso dei lavori è stato individuato il nucleo murario della torre alto medievale originaria, questa appunto è una cosa piuttosto importante. La villa è storicamente appartenuta da sempre agli Alpago, cosa che appunto consente di risalire addirittura al trecentesco capostipite della famiglia e arrivare alla data del 1421, quando Venezia decise di abbattere torri e castelli, la Repubblica chiaramente di Venezia, come infatti era accaduto all'antica torre di Sossai. Il
il restauro invece ha fatto in modo che adesso la si possa leggere, oltre a la visione di delle decorazioni interne della villa lungo tutto decorazioni che furono fatte lungo tutto il 600 e 700, appunto sono stanze affrescate e altri tipi di decorazioni. La villa, dopo la morte di Carlo Alpago e l'estinguersi quindi del ramo familiare che possedeva appunto questo complesso, ha comportato l'abbandono dell'edificio, e quindi bisogna dire che il fatto che adesso invece si possa goderne il restauro è effettivamente un riportare le glorie del patrimonio bellunese, riportarlo appunto ai fasti, diciamo, ecco. sì, e recuperare. Penso che ci sono tantissime ville nella nostra provincia che avrebbero bisogno di questo intervento di recupero e di valorizzazione, ma sicuramente questo è un po' anche così il nostro obiettivo, dovere, la nostra missione, appunto quella di perlomeno segnalare in maniera forte, spesso lo facciamo in maniera molto forte, la necessità di restaurare, di riportare in vita, perché restaurando questi beni li si fanno chiaramente vivere, anche perché se vengono poi aperti al pubblico è il pubblico stesso che li fa vivere. È chiaro, quindi, è chiaro. Bene, mi ha fatto piacere poter fare questa chiacchierata. Io rimando sempre al sito del FAI che fornisce e aggiorna costantemente su quelle che sono le iniziative, gli impegni che il FAI punta per naturalmente richiamare l'attenzione dei cittadini. Noi abbiamo parlato nello specifico delle 3 proposte che verranno offerte nella provincia di Belluno, a Belluno in modo particolare, ma ricordiamo che in tutto il territorio dove esiste il FAI ci saranno dei beni, dei luoghi caratteristici che verranno resi accessibili al pubblico, quindi direi prendere l'occasione anche per approfondire la conoscenza del territorio nel quale abitiamo. Certo, se posso solamente aggiungere una piccola cosa, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, noi abbiamo già segnalato e abbiamo anche sottoscritto delle richieste da parte anche di cittadini della provincia di Belluno, segnalando appunto la necessità di non lasciare più in stato di abbandono la chiesa di cui accennavo prima, opera dell'architetto Gellner con la collaborazione di Carlo Scarpa, che si trova a Borca nell'ex villaggio Eni. Ci sono stati degli atti vandalici durante le vacanze di Natale e la chiesa merita veramente di non essere abbandonata e quindi di essere anche restaurata e conservata. Direi che questo è un appello che noi facciamo, abbiamo fatto anche alla soprintendenza e sarà un nostro impegno quello di continuare a prestarvi attenzione. Ringrazio per questo collegamento telefonico la Presidente del FAI regionale, Maria Camilla Bianchini d'Alberigo. Spero di averla qui ospite anche negli studi di Radio Belluno per un'altra piacevole chiacchierata così come è stata quella di oggi. La ringrazio moltissimo e ringrazio tutti gli ascoltatori e invito tutti appunto ad andare a visitare i beni che saranno aperti dal FAI il 22 e 23 marzo prossimo. Grazie.